Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, ragazzi, la previsione di oggi è Fiorentina-Milan. Siamo al Milan e speriamo almeno nel gioco di riuscire a fare qualcosa. Il Milan viene da chiaramente di insuccessi devastanti. È una squadra ridotta al fallimento ormai da un punto di vista sportivo, nel senso fallimento non economico ma a livello di prestazioni. Non so più come definire la mia squadra purtroppo. Vediamo se riesce a risollevarsi a Firenze in uno stadio veramente complicato. Tutti i cori per la Fiore che ci crede a sorpresa, non gioca Salah e questo è l'unico punto favorevole per noi. Sta diluviando all'Artemio Franchi. Diamanti, fallo subito per la Fiorentina e già si soffre, già si soffre. Punizione, batte Diamanti, Gomez, palo scandaloso della Fiore, mamma che palo. Gomez stava già punendo. Attenzione Poli, chiaramente si sono infortunati o roba. Io non posso prendere le redini della Fiorentina, nel senso so che Gomez si è infortunato, ma la previsione è nel risultato, non nei marcatori, diciamo, mettiamola così. Vai, Jack Bonaventura, Jack, numero di Jack, e Jack la mette. Fiorentina 0, Milan 1, il Milan prova la riscossa con Jack. Pasquale, Basanta, attenzione Diamanti, fa tutto Diamanti, Gomez, pareggio della Viola. Gomez risponde subito al Milan 1-1. Mario Gomez, 1-1 della Fiore. Antonelli, buon recupero dell'Anto, contropiede rossonero, destro, vediamo se fa qualcosa destro, si libera molto bene destro, la mette in mezzo, Venezia, e il Milan torna in vantaggio, incredibile, Jeremy Menez, 2-1 Milan. Grande azione però di destro, almeno un Milan combattivo fino a questo momento. Inzaghi sembra felice dopo il gol. Montari per Jack Bonaventura, ricordiamo che siamo a livello massimo. Attenzione destro, il Milan è straripante adesso, sembra incredibile, non sembra avere infatti un gioco, sono solo le previsioni comendiane. Destro si invola, destro da Jack, cosa ha fatto Neto? Che si è inventato Neto, ragazzi, veramente una parata d'antologia. Poli, che in realtà è il Tata, ragazzi, scusate, non è neanche Neto ma è il Tata, molto bene. Montari, Bonaventura, Jack, e c'è il gol di destro, ancora Milan, sentenza Milan, 3-1. Ragazzi, incredibile, 1, Milan 3, veramente incredibile questo risultato, inaspettato, ma la Fiorentina dopo la sconfitta contro la Lazio per 4-0 ha veramente ribadito un momento di forma non impeccabile. Non sembrava però dopo le buone prestazioni contro la Juventus in Coppa Italia e contro l'Inter in campionato. Il Milan finalmente fa 3 punti importanti a Firenze in un campo difficile, speriamo possa essere l'inizio di qualcosa di positivo per il Milan di Inzaghi, che se ormai la stagione è buttata. E il Bade che comunque con il Milan non è mai detto, possiamo prendere un gol a qualsiasi minuto. Ocio, ancora il Bade, Mexes, attenzione al Bade, fuori. Dai che per il Milan arrivano 3 punti pesanti come il culo della Bimbi. Diego Lopez al rinvio, Montari svetta di testa, partita perfetta dei rossoneri. Ilicic, la Fiorentina però non molla chiaramente, l'Artemio continua a incitare la sua squadra, bruttissimo fallo di Mexes sull'uomo dai capelli curiosi. Attenzione, giallo per Mexes. Diamanti, mi si tira Fernando, attenzione, no il gioco,
Badegi, il Bade, Diego Lopez, gol della Fiore. Il Milan non c'è niente da fare. Basanta gol, ma il Milan non c'è nulla da fare. Prende sempre gol su veramente palle inutili, gioco da fermo, sempre così. Oddio, so che qua che ho sbagliato, attenzione al 96esimo, ti prego fischia. E finisce qua, Fiorentina perde 2-3 con il Milan. Questa è la previsione comendiana, nella realtà la vedo molto molto dura. Raga, un saluto da Ucumendo, ve ne siamo, ciao!